Domani saranno trascorsi 2 anni esatti dal referendum dei Veneti sull'autonomia, nel giorno in cui a Roma ripartirà la trattativa con il ministro Boccia. Zaia, il governo ha fatto finora ben poco. E domani a Venezia la grande mobilitazione per l'autonomia sul ponte di Rialto. Antena 3 in diretta dalle 10:30 seguirà prima il punto stampa del governatore Zaia, poi la manifestazione autonomista. Tragedia questa mattina all'ITIS di Castelfranco, studente 14enne si accascia a terra durante l'ora di ginnastica, nonostante i tentativi di rianimarlo il ragazzo non ce l'ha fatta, allo shock della scuola. Specializzandi in corsia, soddisfatta la Regione per l'adesione ai bandi, i giovani laureati abilitati stanno rispondendo in gran numero per l'inserimento negli ospedali, spiega l'assessore Lanzarin. Oggi in tribunale a Vicenza aperto e subito rinviato all'11 novembre il processo per l'inquinamento da PFAS, intanto ieri le mamme no PFAS hanno manifestato a Venezia per chiedere la bonifica del sito. Tragedia ad Arzignano, cacciatore di 83 anni scivola e accidentalmente dal suo fucile parte un colpo che lo ferisce al volto, l'anziano muore poche ore dopo all'ospedale. Nuova illuminazione per la Basilica di Sant'Antonio a Padova, le vecchie luci sono state sostituite da nuove e più ecologiche lampade a LED. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 e dunque domani saranno trascorsi 2 anni esatti dal referendum dei Veneti sull'autonomia e proprio domani a Roma ripartirà la trattativa con il ministro Boccia. 22 ottobre 2017 e 22 ottobre 2019, 2 anni esatti sono trascorsi dal referendum veneto sull'autonomia, quasi 2 milioni e mezzo di votanti, il 98% di favorevoli, ancora in attesa però di un accordo con lo Stato centrale. La Regione ha presentato il suo dossier e le sue proposte, ma di concreto a 2 anni di distanza ancora nulla dalla sponda romana. Sono passati 2 anni e diciamo che noi abbiamo fatto un sacco di lavoro in questi 2 anni, anche perché tutto il lavoro preparatorio si è concluso. Abbiamo depositato la nostra proposta di intesa, quindi il contratto che è di 68 articoli e stiamo attendendo che il governo, questo governo ci faccia la sua proposta, perché a tutt'oggi nessun governo mi ci ha proposto nulla. Intanto il ministro Boccia, in visita a Venezia esattamente un mese fa, il 23 settembre, ha convocato per l'anniversario del referendum i tecnici per far ripartire la trattativa e mentre il governatore Zaia da Palazzo Balbi ripercorrerà le tappe di questi 2 anni, a Roma il professor Bertolissi guiderà la delegazione di tecnici che al Ministero avrà il compito di far ripartire la trattativa. Domani a Roma c'è una riunione tecnica, ma non ci vanno i tecnici, ci va la delegazione trattante. Insomma un tira e molla estenuante con qualche passo avanti e molti stop e una sola certezza per il governatore. Bisogna anche crederci, io sono convinto che abbiamo fatto un referendum che molti dicevano che era impossibile fare, l'abbiamo celebrato e adesso andiamo avanti. Sono convinto di una cosa, questa è certa, che indietro non si torna. E domani invece a Venezia la grande mobilitazione per l'autonomia con i comitati di tutta la regione che dalle 10:30 presiederanno pacificamente il ponte di Rialto. Sentiamo. Nello stesso giorno in cui la delegazione tecnica dell'autonomia del Veneto incontrerà il ministro Boccia al Ministero a Roma, a Venezia dalle 12:30 ci sarà il presidio di iniziativa di popolo sul ponte di Rialto per ricordare al governo stesso l'esito del referendum di ben 2 anni fa. Siamo più comitati che rappresentano il Veneto, ovviamente in questo caso la questura avvisata, siamo stati autorizzati, quindi non ci sono problemi di ordine pubblico, ma veramente una pacifica dimostrazione democratica. Sul ponte di Rialto, con i tanti manifestanti provenienti da tutta la regione, sarà un tripudio di bandiere del Veneto. E con le bandiere, quelle normali, quelle semplici, ogni partecipante avrà la propria. Poi avremo 2 bandiere grandi, 5 metri per 3, e le stenderemo dal parapetto del ponte, una per parte, una è quella classica del Veneto, l'altra è quella comparina, dove appunto il Comitato Veneto Indipendente di Verona porterà per stenderla lungo il parapetto del ponte. Poi abbiamo anche un'altra bandiera ancora più grande, lo stenderemo sulla scalinata del ponte. A Venezia una mobilitazione dai 2 volti, con la partecipazione fisica da una parte e dall'altra anche quella morale, considerata l'approvazione di oltre 2.300.000 veneti, ovvero il 98% della popolazione che nel 2017 si è schierato per il sì all'autonomia. L'autonomia non è il capriccio dei ricchi del nord, ma un bisogno di una realtà che continua a far fatica a crescere
che se avessimo la possibilità di gestire in maniera più oculata, più attenta alle nostre risorse, sicuramente potremmo dare molto di più. E ora sentiamo quali sono le sensazioni invece tra i veneti dopo 2 anni di trattative per l'autonomia della regione. L'autonomia del Veneto non passerà in ogni caso con questo governo, perché né 5 Stelle né Partito Democratico hanno interesse a far passare una legge del genere, quindi rimarrà tutto come è adesso. Si perderà un po' di tempo, incontri a tutti i livelli e ne riparleremo forse nella prossima legislatura. Io penso che si farà, tosto tardi si farà, bisogna vedere i criteri con cui verranno istituiti tutti gli organi di potere, perché come diceva qualcuno prima, se serve solo ed esclusivamente per ridistribuire certi centri di potere, allora è meglio che non la facciano. Io quello che penso è che è ora di finirla di spendere i soldi dei cittadini, male, molto ma molto male. Il fatto che siamo fermi ancora dopo 2 anni, cosa le fa pensare? Che c'è normale in Italia, non vorrà mica che lavora, cioè a contarsi schei, quindi non ha tempo per lavorare. O cambiano le cose molto, ma non che cambiano perché va su a destra al posto della sinistra, perché quelli sono. Quindi è indifferente, non ha neanche più senso votare. Sinceramente non so come mai che si è fermata sta storia, perché secondo la storia storica chi ha sempre rubato continuerà a rubare sempre di più, no? E mi piaceva il discorso del costo delle siringhe che dovevano essere costare, che mi pareva di una chiarezza unica, eppure si è inchiodato anche questo. Sinceramente non so cosa pensare. Spero che si continui per questa iniziativa qua, spero che i politici, soprattutto i nostri che sono interessati a questa, continuino a questa operazione, insomma. È un disinteresse che parte dal centro, per cui non c'è niente da fare. E domani Antenna 3 seguirà in diretta la giornata sull'autonomia a partire dalle 10:30, prima seguendo il punto stampa del governatore Zaia a Palazzo Balbi, dove farà il punto della situazione, poi a seguire le nostre telecamere si sposteranno sul ponte di Rialto, dove si terrà la manifestazione organizzata da Marino Finozzi. Appuntamento dunque domani mattina a partire dalle 10:30 su Antenna 3. E ora veniamo alla cronaca con la tragedia che si è consumata questa mattina a Castelfranco Veneto. Uno studente dell'istituto ITIS si è accasciato a terra durante l'ora di ginnastica. Il ragazzino di 14 anni è stato subito soccorso prima dagli insegnanti, poi dagli operatori del SUEM 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il ragazzino non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha cessato di battere, i medici del SUEM 118 hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte, ma lo studente, 14 anni, non ce l'ha fatta. Straziati dal dolore, i genitori avvertiti immediatamente dalla scuola, l'ITIS Barsanti di Castelfranco, sotto shock i compagni di classe e gli insegnanti. Stamattina io non ho assistito alla scena, non riesco proprio a capire cosa sia successo, perché un collaboratore scolastico ci ha avvisato di uscire in silenzio con i motorini, di non mettere in moto, perché c'era un ragazzo in fin di vita. Ma il tam-tam sulla morte del 14enne è iniziato a circolare nel pomeriggio, raggiungendo sui telefonini i compagni di classe. Subraj Rator, classe del 2005, nato a Castelfranco da genitori indiani, residente a Rese Pio X, stava correndo nel campo sportivo della scuola durante l'ora di ginnastica, frequentava la prima classe della sezione C, informatica. Ad un tratto si è fermato come per voler prendere fiato, ma poi si è accasciato a terra. Subito sono accorsi i compagni e l'insegnante che si trovava a bordo campo. Dalla scuola la disperata richiesta d'aiuto al SUEM 118 che è giunto sul posto con l'automedica. Un dramma che si è consumato in quei pochi ma lunghissimi momenti. Il medico ed i sanitari hanno tentato l'impossibile, ma il cuore di Sukraj non ha più ripreso a battere. Il giovane, che era in cura per una forma di epilessia, sarebbe deceduto sul posto, ma è stato ugualmente deciso il suo trasporto all'ospedale, al fine di evitare una permanenza prolungata sul posto e attenuare il più possibile l'impatto emotivo sui ragazzi che frequentano l'istituto. I compagni sotto shock sono stati fatti rientrare subito in classe, dove hanno atteso con trepidazione la notizia del loro amico.
fino al pomeriggio, quando inesorabile è arrivata la conferma della morte. Ora toccherà ai genitori dei ragazzi e alla scuola spiegare se possibile quanto è accaduto, trovare le parole per dire ciò che nessuno riesce a spiegare. Sono andato a casa col pensiero di questo ragazzo, della verità ho pregato tanto Dio che riuscisse a sopravvivere questo ragazzo, perché guarda, è un dolore per noi insegnanti quando uno di questi giovani muore così in modo all'improvviso, che è come se uno mi avesse spezzato il cuore. Dico proprio la verità, guarda, dico proprio quello che sento nel mio cuore. Il pubblico ministero di turno si è recato comunque nella sede ospedaliera, riservandosi di disporre l'autopsia. E sotto shock è naturalmente l'intera città di Castelfranco Veneto. Sentiamo ai nostri microfoni il dolore del sindaco. Non ci sono parole per esprimere quello che si prova in questi momenti, immedesimandosi nel pensiero dei familiari ai quali voglio essere vicino. Poco dopo mezzogiorno, quando la notizia si è presto diffusa in città, Castelfranco ha come trattenuto il respiro. Tante le domande, a cominciare dall'uso del defibrillatore che mercoledì scorso a Treviso aveva salvato la vita a un quindicenne che si stava allenando ai campi sportivi di San Lazzaro. Lo strumento è presente anche nella palestra dell'Istituto Barsanti, in uso delle società sportive, e al momento del malore sarebbe stato utilizzato, senza contare che la scuola dista poche centinaia di metri dall'ospedale castellano. Quando ho saputo, ho chiamato la dirigente scolastica che era al pronto soccorso e mi ha spiegato che sono intervenuti immediatamente, l'ambulanza è arrivata celermente, ma insomma, come sappiamo, l'epilogo è stato il più funesto. Restano una vita spezzata e il cordoglio di un'intera comunità. Esprimo la mia solidarietà e le condoglianze alla famiglia da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale di Castelfranco e della provincia tutta. È una tragedia che lascia attoniti. Sono tanti i medici non specialistici che in questi giorni stanno rispondendo al bando della Regione Veneto per far fronte alla carenza cronica di camici bianchi e al picco dell'influenza atteso per i prossimi mesi. La notizia di oggi è che in questa settimana si sono già iscritti 150 persone. Sicuramente siamo soddisfatti, mancano ancora 3 settimane, ricordiamo, perché il bando rimarrà fuori 3 settimane, quindi probabilmente questo è un numero destinato a crescere. C'è ancora tempo, ma per il momento la Regione tira un primo sospiro di sollievo. 150 adesioni in una sola settimana per la medicina interna sono una bella cifra. Tanti giovani specializzanti che hanno risposto all'appello della Regione per riempire le corsie venete anche in vista del picco influenzale atteso per i prossimi mesi. Un dato importante che arriva dopo le 224 adesioni del bando per il pronto soccorso. Insomma, da parte dei giovani camici bianchi c'è interesse nei confronti della linea intrapresa dalla Regione. Questo vuol dire che la direzione che ha preso il Veneto, che poi è una direzione sposata, ricordiamolo anche a livello centrale in conferenza delle regioni, è sicuramente una direzione giusta, una direzione che dà una risposta all'emergenza, all'urgenza di oggi. E in queste ore è partito anche il lavoro dell'osservatorio regionale specifico dove, con università e ordine dei medici, si affronterà l'aspetto dell'inserimento degli specializzandi al 4° e 5° anno. Una sanità veneta è una sanità che non si ferma, che continua a investire. E ora parliamo invece di inquinamento da PFAS, perché oggi c'è stata la prima udienza celebrata al Tribunale di Vicenza del processo che però è stato immediatamente rinviato. Vediamo. Oggi siamo qui davanti a questi palazzi di cui abbiamo ancora e vogliamo ancora avere stima, fiducia. Tribunale di Vicenza, le mamme no FAS che qui sotto avevano fatto un presidio per chiedere giustizia durato 5 giorni consecutivi non hanno voluto mancare ad essere presenti. Oggi lunedì 21 ottobre 2019, una data storica nella vicenda della contaminazione dei FAS nei terreni nelle falde del Veneto, perché oggi ha preso avvio ufficialmente il procedimento giudiziario a carico dei dirigenti e responsabili della Miteni, l'azienda chimica di Trissino considerata la principale responsabile dell'inquinamento. Questo del processo era una data importante per la quale abbiamo lottato, perché la giustizia deve fare il proprio corso. Un'udienza lampo però, perché uno sciopero degli avvocati penalisti contro la riforma della prescrizione ha fatto mancare la maggior parte dei legali della difesa. Il GUP Roberto Venditti ha quindi rinviato al prossimo 11 novembre la ripresa del procedimento. Una battaglia che si preannuncia complessa e durissima. Il giudice Venditti dovrà stabilire se rinviare a giudizio i responsabili e
ex dirigenti della Miteni. Dovranno rispondere di disastro innominato e avvelenamento delle acque. 13 in totale gli imputati. Oggi si sono aggiunti anche i 3 dirigenti della Mitsubishi, la cui posizione inizialmente era stata stralciata. Se l'impianto accusatorio si dimostrasse fondato, si preannuncia la celebrazione di un vero e proprio maxi processo a Vicenza, dopo quello del crack della BPB, e potrebbe non essere il solo. Altre indagini preliminari sono in corso su un secondo filone d'inchiesta aperto sempre dalla Procura di Vicenza e che riguarda l'ipotesi di disastro ambientale. La prossima udienza sarà interamente dedicata alla deposizione delle richieste di costituzione delle parti civili. Interessate sono decine di enti come il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto, alcune province e comuni e centinaia di cittadini coinvolti. Confidiamo nella celerità delle procedure di avvio di questo processo, dove, ricordiamo, si sono costituiti alle parti civili, lavoratori, operai dell'azienda. Noi ci costituiremo come parte civile proprio nel processo, speriamo che le leggi e che questa giustizia dia delle pene esemplari a queste persone, perché noi ci aspettiamo questo. E manifestazione ieri a Venezia delle mamme No Fas e delle associazioni ambientaliste che si sono recate in corteo in regione per chiedere che si parta subito con la bonifica del sito Miteni di Trissino. Siamo qui oggi a Venezia assolutamente convinti e combattivi, tutto il movimento No Fas, le mamme No Fas in testa, perché vogliamo chiedere la bonifica integrale del sito Miteni. Sono arrivate a Venezia le mamme del comitato No Fas, con loro in una domenica di festa striscioni e cartelloni per far pressione verso la regione e ribadire la necessità della bonifica del sito Miteni, oggi chiuso, e i dirigenti con la proprietà chiamati a rispondere in tribunale di disastro ambientale. Dobbiamo pretendere questa rimozione totale degli inquinanti sotto il sito della Miteni, perché se questo non avverrà la nostra falda non potrà mai purificarsi e pulirsi. Questa è un'azione che dobbiamo ai nostri figli e alle generazioni future. Bonifica che peraltro la Regione Veneto ha già chiesto e intimato alla stessa Miteni e per la quale si chiede un commissario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Un'invasione pacifica di genitori con i figli, le generazioni future, ma già malate. I bambini nascono pretermine, c'è un aumento del diabete gestazionale in gravidanza. Queste sostanze studiate ormai da tantissimi anni devono essere tolte dal mercato perché sono troppo pericolose. Una messa in sicurezza del sito che a tutt'oggi si sarebbe limitata ad una barriera idraulica di emungimento, ma che non bloccherebbe o quantomeno sarebbe insufficiente a ripulire la falda, messa in sicurezza che invece deve bloccare la diffusione degli inquinanti e a seguire la bonifica avrà il difficile compito del ripristino ambientale perché i FAS sono subdoli. I FAS sono interferenti endocrini e sono bioaccumulabili, entrano nel nostro organismo e lavorano passando per ormoni. Di conseguenza tutto il metabolismo, appunto non riconoscendoli, lavora in maniera anomala. Il primo a saltare è il colesterolo, poi le ghiandole endocrine, riproduttive, la tiroide. Ci fermiamo ora per qualche istante, torniamo tra poco con nuove notizie di cronaca. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Un altro schianto mortale si è verificato sulla Romea, un uomo di 50 anni ha perso la vita questa mattina. Erano le 7:45 quando Alessandro Finotti, 50enne di Portotolle, si è schiantato col suo furgoncino contro un camion lungo la Romea a Isola Verde nel comune di Chioggia mentre andava al lavoro. Per lui non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono giunti dal distaccamento locale da Mestre con l'autogru e hanno messo in sicurezza i mezzi finiti fuori strada a ridosso del canale per poi estrarre il cinquantenne dal mezzo che si era capovolto. Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Illeso invece l'autista del mezzo pesante che trasportava grandi bobine di carta andate perse lungo la strada dopo lo scontro. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.
Scivola e si spara al volto, è la drammatica fine di un cacciatore di 83 anni vicentino. È ricoverato in rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza l'83enne cacciatore colpito al volto da un colpo del suo stesso fucile. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, era da solo all'interno del suo capanno in località Castello ad Arzignano, a tracolla la sua doppietta, quando appunto sarebbe scivolato. Nel cadere dall'arma sarebbe esploso un colpo che lo ha colpito al volto. A dare l'allarme un altro cacciatore presente in zona. Sul posto è giunta un'ambulanza e i sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure, in attesa dell'elicottero che ha trasferito l'83enne all'ospedale di Vicenza. Sul posto i carabinieri per i rilievi. In Veneto quest'anno si perderà circa il 95% del raccolto dell'olio più pregiato, da quello del Garda a quello bassanese fino ai colli, responsabile soprattutto il clima imprevedibile. Eccone qua, ce n'è una di olive, le vedete? Semplicemente perché il 95% del raccolto più o meno in Veneto è andato perduto. È stato un anno terribile per quanto riguarda la produzione di olive e l'olio quest'anno in Veneto non si vedrà. Qualcuno lavora a turni, ad appuntamenti, ma c'è pochissimo olio, quindi pochissime olive, per cui un anno proprio nero. L'elenco dei disastri che si sono succeduti quasi come le piaghe d'Egitto sembra veramente infinito. Allora, quest'anno c'è stato prima di tutto una primavera molto siccitosa, per alcuni mesi non è piovuto. Poi è arrivata la pioggia, ma contemporaneamente un aprile-maggio molto freddo, soprattutto maggio, e quindi c'è stato un ritardo nello sviluppo delle gemme, nella preparazione della pianta per andare verso la fioritura. Arrivati alla fioritura è arrivato all'improvviso il caldo veloce che è arrivato ai primi di giugno fino a 32-33 gradi. Questa nuova temperatura calda ha fatto sì che i fiori non avessero il tempo di essere impollinati, di fare il loro sviluppo. Alcuni si sono seccati, altri hanno sviluppato un'olivetta debole che non era nutrita e poi col tempo è caduta. Quindi c'è stata innanzitutto una diminuzione notevole di presenza di olive nelle piante e questo è ancora un male minore. Il male più grosso per quelle poche che erano rimaste è che, essendo poche, sono state toccate dalle mosche. C'è la Madonnina degli Olivi a vegliare sul raccolto, questo è naturalmente anche per chi ha fede e può aiutare, ma c'è da dire che una cosa sicuramente positiva c'è: quando manca l'olio si capisce il suo valore. Ciclo, e quindi è stato un anno che per i produttori a tempo pieno è veramente un anno da cancellare, per cui bisognerebbe tornare forse alle preghiere come quando facevano le erogazioni i nostri nonni. Nuova illuminazione per la Basilica di Sant'Antonio, le vecchie luci sono state sostituite da nuove e più ecologiche lampade a LED, i dettagli nel servizio. Il santo splende sempre di più. Non è però un nuovo miracolo del taumaturgo portoghese, ma un prodigio della scienza. Sì, perché si è concluso il servizio di riqualifica dell'illuminazione della Basilica, una collaborazione tra Comune, ARPAV e Era Luce. Sono stati montati, infatti, i nuovi fari a LED che illumineranno di più uno dei luoghi simbolo della città, consumando meno e abbattendo le emissioni di CO2 di 7,5 tonnellate all'anno. La posizione e il numero dei punti luce resta invariato, le sorgenti luminose sono infatti 15. I nuovi fari però sono ad alta efficienza energetica e in conformità con le leggi che regolano l'inquinamento luminoso. La tecnologia LED permette sia una riduzione delle emissioni di CO2 che una diminuzione di circa il 64% dei consumi rispetto ai vecchi impianti. Ulteriore vantaggio nell'uso dei LED è la riduzione al minimo degli interventi vista la loro durata elevata, oltre ad essere facilmente smaltibili non contenendo mercurio o altri elementi chimici inquinanti. Prima di salutarvi vi ricordo gli ospiti di 20 e 10 questa sera, subito dopo i nostri telegiornali. In studio Stefano Busolin della Lega ed Enzo Risso, direttore scientifico di SVG.
Questa sera torna l'attualità politica di Ring in prima serata su Antenna 3 a partire dalle 21:15. In studio con il nostro Ferdinando Avarino ci saranno Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Lucio Tiozzo del PD e Giampaolo Vallardi della Lega. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone che sta portando un clima di fine ottobre davvero caldo e anche abbastanza anomalo. Vediamo la situazione di martedì. Sul Veneto al mattino qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine, vedete dal pomeriggio tendenza al rasserenamento con ampio soleggiamento dappertutto e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature piuttosto gradevoli, come detto, minime comprese tra 10 e 16 gradi, massime tra 22 e addirittura 25 gradi. E sarà una giornata soleggiata anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature sostanzialmente invariate, minime tra 13 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo sarà sereno o al massimo velato ovunque. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.